Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che fanno corsi di, non so, io di Reiki, di astrologia, di magia, insomma, tutti quei corsi, pacchetto compreso, anche resurrezione dei morti. Avete presente quei corsi che si trovano nei social? Beh, il vostro Marietto, di corsi li ha fatti nella vita, nel cammin facendo e ha imparato sul campo. E come leggevo un bravissimo, cioè più che leggevo, guardavo un video anni fa di un bravissimo mago che diceva appunto che quando si riceve uno di questi attestati, no, se non si ha dentro nelle vecchie vite, nelle altre vite, l'humus, voi potete fare tutti i corsi che volete, ma la cosa diventa un po' difficile. Perché? Perché è vero che non viviamo in quel periodo storico dove tutti sono stati come minimo nell'altra vita Gesù Cristo, Carlo Magno, Remida e tutti insomma quei soggetti lì, no? Però tutti gli altri, se arrivavano 20 anni senza denti, senza energie cerebrali perché mancavano le vitamine, denutriti, e morivano lentamente di stenti in pochi mesi, era un miracolo. Quindi incontriamo sui social tutti ex Gesù Cristo, Giuda, come si chiama? Quell'altro, Giovan Battista, insomma, ne incontriamo di tutti, risuscitati tutti i guru, tutti i maestri tibetani che sono scesi a piedi dal Tibet e sono entrati tutti nei social. Ma poi, quando bisogna fare mh, le cose non funzionano. Ma perché vi dico questo? Perché anche se voi fate un corso per camminare sull'acqua, per uscire dal corpo, per studiare l'astrologia, se non ce l'avete dentro nell'anima, perché non siete anime antiche, al di là che un cervello, più del 30% di quello che ascolta, dopo un po' non riesce a immagazzinare, tutte queste cose ad agio scemano se non si utilizzano subito. In più, se sono corsi ad esempio di magia, la cosa diventa ancora più complicata perché si rischia magari di risvegliare geni sbagliati, fare invocazione, posto che vocazione magari non avere giù il cielo. Quindi, cari miei, quando incontrate i guru che camminano sull'acqua, che vi dicono che risuscitano i morti, che vi mandano energie di tutti i tipi, colorate, o arcobaleno, o angeli colorati, o canalizzazioni, o che vi dicono che nella vita prima erano Superman, Nebo Kid, Wonder Woman, insomma, oggigiorno no, io stento a trovare una persona che nella vita prima era morta 20 anni, cioè erano tutti dei Superman, no? Però in questa vita, a parte le quattro pagliacciate che dicono, nella vita poi stringi stringi e non riescono neanche a tirare su i propri figli. Quindi, al di là delle etichette, al di là di come si presentano, al di là delle promesse che vi fanno, perché magari vi dicono tu un giorno sarai una bravissima astrologa, tu un giorno sarai un bravissimo mago, io ti darò clienti, insomma, quelle cose da film dell'horror, no. Mm? Lasciatele stare, dovete vivere nel concreto. Sapete cosa vuol dire la parola concreto? È la prima regola che il vostro Marietto ha sempre spiegato, che la famiglia e i figli sono uno specchio. Se avete dei bravi figli, giusto Hilde, di conseguenza tutto va bene. Se avete dei figli claudicanti, ma cosa andate in giro a fare i maghi e il guru e capite? Non fatelo dire Marietto. Quindi, se voi siete una maestra e vedete in classe dei bambini che sono claudicanti, poi potete immaginare se i frutti si vedono dall'albero, l'albero com'è. E quindi poi magari trovate l'albero che sui social incomincia a dire che è un mago di tutte le qualità. Bene, questo perché vi voglio dire questo? Perché sui social è pieno di Superman e gente che nella vita prima era Giovan Battista, Gesù Cristo, Carlo Magno, non so io, Rasputin, adesso io non so, ne incontrare di tutti i tipi, no? Ma poi quando guardi la propria vita, magari un giorno io
ho incontrato un tipo che era uno che la sapeva lunga e era anche un porno divo e andava a dire in giro che nella vita prima era chissà chi. Lasciate stare, prima pensate ai figli e quando i figli sono tosti incominciate ad andare in giro a fare i baracconi, se no lasciate stare, se non avete figli cercate di averli piuttosto che andare in giro a fare danni, perché la prossima vita non è che si nasce belli, bravi, intelligenti per scontare il marietto la vita, magari si nasce con qualche problematica e quindi di conseguenza è meglio che tirate i remi in barca. Bene, cari amici, grazie e ascoltate sempre il Emanetto. Ciao.